Benvenuti a un altro appuntamento con Chiesa in città. Come sempre siamo in compagnia del Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi. Sono con noi quest'oggi Thomas Simčič alla mia destra e Arturo Pucillo. Arturo Pucillo è anche Presidente dell'Azione Cattolica, però Simčič e Pucillo sono con noi anche in qualità di membri dell'equipe sinodale. Sì. Il Vescovo è appena tornato dall'Assemblea dei Vescovi che si è tenuta a Roma, presente anche il Papa. L'argomento che tratteremo in questa puntata è proprio il concetto di corresponsabilità e sinodalità. Sì, è quello della Chiesa viva, di una Chiesa nella quale però tutti siamo partecipi e corresponsabili. E dunque certamente c'è il Papa, ci sono i vescovi, ci sono i preti, ma ci sono anche i religiosi, le religiose, i laici, tutto il popolo di Dio, e tutti si usa anche un pochino questa dizione corresponsabilità differenziata per dire che ognuno un pochino anche il suo specifico, la sua vocazione, il suo apporto. Pensiamo che si costruisce la Chiesa, ma anche con il proprio lavoro, anche sui luoghi del lavoro, della famiglia, del divertimento, laddove si testimonia il Vangelo. E è stata bella anche in questa assemblea nel quale abbiamo incontrato il Papa e vorrei leggere anche una frase che ci ha detto il Papa, perché se è vero, la Chiesa ha come missione quella di testimoniare il Vangelo, quella di comunicare a tutti il Vangelo, trasmettere la fede, però questo sempre non come atto soltanto semplicemente individualistico che uno lo fa, ma come comunità, come Chiesa. E ha usato questa espressione: la fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali, capaci di pregare e di ascoltare, comunità nelle quali la parola di Dio non resta ai margini, ma illumina le scelte, dove l'Eucaristia è davvero fonte e culmine, dove i poveri non sono destinatari esterni di un servizio, ma fratelli e sorelle dai quali il Signore ci parla, dove i giovani sono volti e voci e storie con cui dialogare, dove le famiglie non sono lasciate sole e le ferite non vengono nascoste, ma portate davanti al Signore con umiltà, dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica e nella cultura. Ecco, abbiamo voglia di costruire questa Chiesa e allora c'è bisogno davvero dell'apporto di tutti. Che cos'è, Thomas Simčič, l'equipe sinodale? L'equipe sinodale è un gruppo di persone, che aiuta, un gruppo di persone che aiuta il vescovo nel gestire tutte le attività, ma più che altro non solo le attività, ma il modo di lavorare, il metodo da seguire, il cammino da seguire per raggiungere un po' gli obiettivi che ci siamo dati come Chiesa, anche seguendo le indicazioni del Magistero, a partire da quello del Papa, del Vescovo, per programmare assieme le attività previste sia a livello dei vari consigli o del Consiglio Pastorale Diocesano o delle attività che si fanno nei vari organismi della Chiesa, ma anche per uno scambio di idee, di esperienze, per sentire un po' la voce di più persone, perché infatti la stessa sinodalità vuol dire non che uno decide e gli altri seguono, ma cercare di trovare la strada assieme. Non è una commissione diocesana? Ma dipende queste parole cosa vogliono dire. Ecco, okay. È un gruppo di persone che davvero nelle quali ci si ascolta e si progetta un pochino insieme perché tutta la nostra Chiesa sia viva e partecipi tutti. Invece Arturo Pucillo, noi l'abbiamo detto anche prima, no? Presidente dell'Azione Cattolica, quanto possiamo darci del tu, perché noi ci diamo del tu quando ci sentiamo per altre ragioni, quanto metti del tuo essere Presidente dell'Azione Cattolica nell'equipe sinodale e quanto eventualmente porti del
dell'equipe sinodale nell'essere presidente dell'Azione Cattolica? Allora, direi forse più che dell'essere presidente, che è appunto una carica pro tempore che si inserisce in un contesto associativo che tra l'altro è molto improntato alla sinodalità di per sé, di natura Azione Cattolica a questa, questa modalità di essere nella Chiesa e nel mondo, proprio di essere aderenti all'Azione Cattolica, ovvero l'esperienza associativa mi ha trasmesso l'importanza e anche l'urgenza, che poi si è tradotta in un'azione anche a fianco al Vescovo nel CIP sinodale a più ampio raggio, più ampio spettro, del camminare insieme, del ascoltarsi, primo luogo, prima cosa, ascoltare, imparare ad ascoltarsi e poi appunto nel prendere decisioni sempre scrupolosamente assieme. Ci deve essere chi fa sintesi evidentemente, ma far sintesi non vuol dire imporre una decisione forzata o forzosa, quanto veramente raccogliere tutto ciò che di bene c'è stato in un discernimento fatto assieme, dove sappiamo che almeno si spera nell'ambito ecclesiale il discernimento non sia una pura azione umana, ma sia un ascolto dello spirito che quindi traduca la volontà di Dio nelle azioni quotidiane e concrete. Ecco, tradurre tutto questo insieme in una decisione che sia per il bene della Chiesa e poi anche evidentemente della società. Chi è che fa la sintesi, Monsignore? Lei? Tocca a lei fare un po', diciamo no? Sì, è il Vescovo, però dentro un processo. Questo processo è vivo, nel quale anzitutto si tratta di ascoltare. È stata bella questa esperienza che abbiamo fatto quest'anno in giro per le parrocchie, dove anche Thomas e Arturo mi hanno un pochino accompagnato e aiutato, proprio nell'andare e anzitutto ascoltare le persone dentro le parrocchie con il loro racconto anche di partecipazione, di costruzione della loro comunità, della loro parrocchia, talvolta anche i problemi che ci sono. Ecco, l'ascolto, noi sappiamo, non va dato per scontato, perché tante volte abbiamo un po' la presunzione di aver già capito e che siamo noi che dobbiamo invece dare le risposte. Poi evidentemente servono degli orientamenti, delle linee per la nostra Chiesa, ma è bello quando questo, a mio parere, avviene perché ci si è lasciati anche condurre un po' alla volta dalle speranze, dalle fatiche, dalle acquisizioni che dentro la nostra comunità, anche talvolta da coloro che sono, noi potremmo dire, un pochino a fianco a noi, che magari non partecipano direttamente alla vita della Chiesa, ma che magari ci mostrano lo stesso delle esigenze, che so io, la sete di Dio. Quanta gente non viene a messa, eppure hanno nostalgia. Ed è bello talvolta anche quando passo per la città, anche recentemente un gruppo di ragazzi mi hanno fermato perché uno ha detto: ma lei mi ha fatto la cresima, ed era circondato anche da altri suoi coetanei, tra cui c'era chi non era battezzato e così via. Ecco, c'è una sete di Dio, ci sono tante sofferenze e noi dobbiamo metterci in ascolto e aiutarci. Ecco, io ho bisogno anche di tanti uomini e donne che mi aiutino in questa operazione. Uno strumento per la diocesi e per le comunità è quello dei consigli pastorali, per i quali sì, ci sono, in genere le nostre parrocchie ci sono dappertutto, vanno resi più vivi, ecco, che è quello che anche come a Roma e anche il Papa ce l'ha detto, organismi vivi. Ecco, questa è un po' la sfida. Ecco, in questo senso mi pare di capire che il ruolo delle parrocchie è veramente importante e direi principale per certi aspetti. Le parrocchie diventano un luogo dove anche si vanno a raccogliere determinate esigenze e determinate realtà. Ma infatti il cammino sinodale è partito proprio già qualche anno fa con il coinvolgimento delle parrocchie, con i questionari, abbiamo sentito le esigenze delle parrocchie, le varie realtà. Poi oltre le parrocchie poi ci sono tante altre realtà, ci sono i movimenti,
Poi per esempio all'interno della Chiesa triestina, come sappiamo, c'è una componente anche slovena accanto a quella maggioritaria italiana, e quindi c'è bisogno di camminare assieme e confrontarci anche tra queste varie realtà che compongono la realtà diocesana. E poi, come ha detto il Vescovo, naturalmente il camminare assieme vuol dire anche ascoltare magari chi è, non so, di religione diversa, ma anche forse senza una fede, però probabilmente tutti gli uomini, tutte le persone hanno qualcosa da dirci, non perché dobbiamo dare ragione a tutti, ma perché ci stimolano ad approfondire forse qualche concetto, o forse ci fanno presente qualche aspetto che a noi sfugge. Quindi camminare assieme, parlare con tutti, ascoltare tutti per arricchirci a vicenda. Arturo, è facile, uso un termine che è molto tecnico, ma insomma, è facile intercettare le persone in questo senso? Cioè, come vi dovete porre perché la cosa non sia intesa come adesso arrivo io e ditemi tutto e poi... Come funziona da questo punto di vista? Ma no, facile non è, evidentemente, però la risposta diciamo è abbastanza naturale, anche perché diciamo il tema missionario e quindi il tema anche di apostolato tra le persone è faticoso, è difficile, è da sempre sfidante, nel mondo di oggi diventa ancora più complicato, tra l'altro sia nei confronti della società, quindi delle persone, come diceva il Vescovo, di chi ha sete in qualche modo, però questa sete si esprime in certi modi che forse noi non sempre riusciamo a captare in maniera opportuna, appropriata, non siamo sempre bravi a stare in mezzo. Uno dei temi del Sinodo, su cui ha speso molte parole ma anche molte condivisioni all'interno del cammino iniziale di questi anni, è stato proprio la capacità di stare nel mondo. La parrocchia per diverse, non tante, adesso non vorrei dire tante o troppe, forse anche troppe sì, circostanze, si è configurata come un ambiente chiuso, per cui si stava bene, non la famosa comfort zone, all'interno della comunità parrocchiale, senza però avere diciamo, seguire quella che è la prospettiva missionaria. Missionarietà rientrata tante volte nei discorsi appunto fatti al Sinodo e anche poi proiettati nei documenti che ne sono seguiti. Ecco, poi naturalmente i documenti si lasciano scrivere, poi bisogna metterli in pratica, assolutamente. E questo, parliamo sempre di Chiesa in ascolto alla fine. Di Chiesa in ascolto, ma anche di una Chiesa che annuncia, di una Chiesa che vive la fede, di una Chiesa che è chiamata a sorreggere la fede di ciascuno, dai più piccoli a coloro che sono dentro le varie fatiche e dentro le varie fasi della vita. Una Chiesa viva per la quale anche qui non possiamo semplicemente delegare qualcuno. Io penso che questa è la grande sfida nell'oggi. Una Chiesa viva in tutte le sue dimensioni. Prima, con la citazione del Papa, ho parlato di ascolto della parola, di celebrazione, di giovani, di anziani, di famiglie ferite e tutti quanti. Penso che anche nella questa corresponsabilità, questa trasparenza, questa condivisione su tutti gli aspetti, uno dei temi sui quali pure siamo chiamati a lavorare è anche quella di una trasparenza nella gestione delle risorse, sì. Le offerte che si raccolgono, le strutture che abbiamo, il metterle al servizio perché davvero siano per i bisogni della gente e delle comunità. Sono tutti apporti che necessitano anche delle competenze. E allora il mio appello è sempre questo, che è facile scrivere una lettera sul giornale e magari additare e così via, fare un po' di polemica. Invece è bello quando, e davvero ce ne sono tante, le persone si inseriscono e danno il loro contributo, anche con la loro professionalità e la loro competenza. Allora diventa una Chiesa viva, pur con tutti i limiti, ma dove si cerca di fare in modo che il Vangelo sia qualche cosa di bello ancora annunciato alla gente di oggi. Per certi aspetti è come se voi vi metteste proprio a disposizione a questo punto. Beh, cerchiamo di fare il nostro meglio, insomma, adesso è un po' il mestiere del cristiano, no?
Gesù Cristo ci chiama a questo, a servire il prossimo, a essere a servizio della comunità. Naturalmente abbiamo i nostri limiti, ma penso che cerchiamo di fare il nostro meglio, e gli spunti che ci ha dato il discorso sulla sinodalità penso che siano stati di una grande utilità. Non che in passato la sinodalità fosse stata assente, fa parte della tradizione della Chiesa, però in questi ultimi anni questa insistenza, specialmente di Papa Francesco, adesso continuata da Papa Leone, su questo aspetto ha dato, penso, una nuova energia, ecco, a questo sforzo missionario, ma anche uno sforzo di essere all'ascolto, quindi a servizio della comunità. Sì, è insito. Noi abbiamo, penso, il sacramento della confermazione, la Cresima ci ha di fatto abilitati anche sacramentalmente a essere missionari, a andare, no? A essere per le strade, a raccogliere, a portare la buona notizia. Diciamo che ci vuole periodicamente nella Chiesa, quindi per noi, non sto parlando solo della Chiesa istituita gerarchica, ma per tutti, ci vuole qualche tagliando, come si fa per le automobili. Sì, noi è stato un po' un tagliando, anche perché parlavamo prima di partecipazione, consigli pastorali sono canonicamente istituiti da parecchi, adesso direi dopo il concilio, diciamo, e quindi tutte le diocesi dovrebbero averli, le parrocchie. Evidentemente, se è stato necessario impegnare discussioni, tavoli, codifiche, scritture, documenti per ribadirne l'importanza, vuol dire che qualcosina andava regolata da questo punto di vista. Ecco, allora di fatto la nostra disponibilità di cristiani è quella di partecipare a tutto il processo, ci mettiamo anche noi meccanici a fare il tagliando, e poi per primi siamo quelli che fanno anche il collaudo, magari, che mostrano agli altri come fare, che si verificano che la vettura funzioni correttamente. Ecco, certamente questo penso sia fondamentale. Non è male questo come dire, no, una bella riferimento. immagine. C'è da dire anche questo, che se noi guardiamo al passato, catechismo lo facevano i sacerdoti e le suore e basta. Sì. Cioè, se noi guardiamo nell'oggi, vediamo come ci sono tanti uomini e donne di diverse età, di diverse vocazioni, che collaborano insieme nella vita della Chiesa, e che non è soltanto nelle attività ad intra, per esempio fare il catechismo, ma è anche quel servizio che viene dato alla città, con tante, chiamiamole, opere di carità, tanti inserimenti dentro le varie realtà. Questo ci porta a dire che è vero, qualche volta la Chiesa si mostra con delle stanchezze, con dei numeri un po' al ribasso, mancano le vocazioni, cose che sono vere, ma anche però non scordiamoci di cogliere tanta generosità di tante persone, con tutto il cammino ancora da compiere, ancora da migliorare, però anche io sollecito ad inserirsi e a non restare un po', Papa Francesco diceva, al balcone, no? O sul divano, sdraiati sul divano, e invece a partecipare. In una società polarizzata nella quale si è subito attenti a giudicare e a condannare l'altro, vogliamo essere invece il seme di una comunità nella quale si diventa tutti partecipi e ognuno fa la sua parte. Per citare Papa Leone, non vogliamo edificare la torre di Babele, ma invece ricostruire le mura di Gerusalemme, dove ognuno ha la sua parte, con le proprie forze, con le proprie energie, sapendo di contribuire a costruire qualcosa di grande. Chiudiamo allora qui questa puntata. Io ringrazio Tomas Simčič ed Arturo Puccillo, che sono membri dell'equipe sinodale della Diocesi di Trieste, e poi anche, come sempre, il Vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi. Grazie davvero, buon lavoro a tutti. Grazie. Noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci a tutti.